Continua a essere sempre un pericolo il pontile sul canale della Cava. Anche questa mattina, come potete vedere dalle immagini, è praticamente disancorato, è unito alla riva solo da un pezzettino e chiude praticamente l'intero canale della Cava. Il pontile, come qualcuno ricorderà, era stato messo ancora tempo fa per dare spazio alle imbarcazioni che erano sul canal Vena, che era interessato dei lavori, appunto, quei lavori che sono stati fatti per il Baby Mose, ma anche per il tombinamento completo delle fognature. E come al solito la situazione da provvisoria è diventata stabile. Il pontile, da quel che sappiamo, è di competenza del Magistrato delle Acque. E qualcuno ha detto che c'era un interesse del comune, anche di un'associazione sportiva della vela, ma in realtà il pontile continua a essere qua. Come potete vedere è attaccatissimo alle imbarcazioni, e in caso di maltempo, che in questi giorni sappiamo che c'è, ci sarà anche oggi. In pratica è previsto anche oggi brutto tempo. È una situazione veramente un po' sarà oltre un anno e mezzo che è in queste condizioni. Questo è il canale della Cava. Come vedete, qua ci sono i vivai, quelli per l'allevamento delle molecche. Se per caso in qualche modo dovessero andare diretti in un certo modo, sicuramente causerebbero dei danni ingenti. Questo problema è stato segnalato più volte e speriamo che qualcuno riesca a capire. I vigili del fuoco, tra l'altro, sono intervenuti più volte e lo hanno messo in sicurezza in qualche modo, ma era sempre una cosa provvisoria che non può essere mantenuta in questo modo, insomma. Per il momento è tutto, eventuali approfondimenti in seguito.